Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dello Spazio Più da Radio Libertà. Lo Spazio Più è quella trasmissione che si svolge da oltre un ventennio ormai attraverso questo etere che questa radio, insomma, che ancora mi sopporta e mi tiene, ancora non mi hanno cacciato. Insomma, evidentemente qualche cosa di buono, di giusto la dico e la faccio. E vabbè, insomma, siamo qua, siamo l'unica trasmissione che in pratica dovrebbe parlare solamente di lavoro e di lavoratori, invece io parlo di quello che mi pare e piace, perché sono quasi 25 anni che sono qui, dato che mi sono anche un po' rotto le palle di parlare solamente di lavoro e di lavoratori autonomi, anche perché questi poveri lavoratori autonomi vengono sempre più massacrati e lasciati solo a loro stessi. Mentre venivo qua da Radio 24 mi sono sentito tutta una tarantella di tutte le istituzioni che hanno partecipato all'Assemblea nazionale di una altra associazione sindacale di cui non faccio il nome perché tanto non hanno bisogno anche della mia pubblicità, insomma ce l'hanno, ne fanno già abbastanza per conto loro. E ho sentito appunto gli interventi del ministro Urso, del ministro sottoministro Leo all'economia, in cui appunto parlavano di tutti gli aiuti e di tutti i sostegni che vengono dati appunto a tante categorie di imprenditori, diciamo di lavoratori autonomi, ma sono imprenditori un tantinello più grandi. E ho sentito appunto delle risorse che sono state messe a disposizione per gli albergatori, per anche i ristoratori. Ho sentito che praticamente fino al 2027 sarà concesso loro di utilizzare quelli che sono i Dior che erano stati impiantati all'esterno dei locali quando scoppiò il Covid, no? Quando scoppiò il Covid, per una questione di sicurezza sanitaria, avevano dato il permesso a tante attività lavorative di aprire spazi all'esterno e quelli sono rimasti, insomma. Meno male, insomma, almeno la categoria degli albergatori, quelli dei ristoratori, anche quelli dei balneari hanno ancora la possibilità di poter lavorare, perché invece ci sono altre categorie, ce n'è una in particolare, quella con cui in pratica per oltre un quindicennio ho stordito la testa, che è quella appunto del lavoro del commercio su aree pubbliche, cosiddetti venditori ambulanti. Loro tutte queste attenzioni non le hanno, anzi è già tanto che le fanno ancora sopravvivere. Io, per rinfrescare memoria, perché era un po' di tempo che avevo abbandonato questi lavoratori così tanto bistratti o poco attenzionati dalla politica, no? Sono andati a trovarli alla Fiera degli Obeobè, che si è svolta, che è terminata ieri, praticamente è durata 4 giorni, si è svolta intorno alle mura del Castello Sforzesco a Milano, e sono andato lì un attimino a rifarmi vedere, perché era un po' di tempo che ero latitante, facevo il latino, insomma, anche perché d'altronde questa frequenza radio, anzi prima ancora, da quando chiamavamo Radio Padania Libera, io attraverso le mie trasmissioni da Radio Padania Libera prima e RPL dopo e Radio Libertà adesso, qualche risultato per quella categoria ero riuscito anche a ottenerla. Poi appunto sono cascati un po' in disgrazia, forse sarà perché una volta gli ambulanti, soprattutto quelli milanesi, ecco, vi do un esempio che spesso e volentieri io ho portato a conoscenza degli ascoltatori di trasmissione, gli ambulanti milanesi, e mi riferisco solamente ai fruttivendoli, quelli appunto in pratica poi di Bisceglie, non so come, ma negli anni 60 è stata un'emigrazione di cittadini pugliesi, soprattutto da Bisceglie, che erano venuti a Milano a lavorare, insomma avevano formato un'associazione dei biscegliesi a Milano, ed erano tutti fruttivendoli. Questi 5.000, solo l'associazione dei biscegliesi a Milano riuscivano a fare eleggere fra i 2 senatori e i 2 deputati. Questo appunto quando in Italia
si poteva dare il voto appunto alla persona, perché si candidavano le persone appunto e uno dava il voto alle persone. Invece da quando appunto è stato tolto la preferenza e praticamente ormai le candidature le decidono i segretari di partito o peggio diciamo lo staff dei segretari di partito, ormai non tutte le persone candidate poi hanno riscontrano simpatia o comunque hanno interesse per quello che è il mondo del lavoro. Diciamo anche che un po' appunto è cambiato un attimino il mondo nel frattempo, perché appunto vi dicevo che negli anni '70 i biscegliesi a Milano gli ambulanti, fruttivendoli ambulanti di Bisceglie che lavoravano a Milano riuscivano a fare eleggere 2 deputati e 2 senatori. Adesso invece ormai di ambulanti di Bisceglie che vendono frutta e verdura ne sono rimasti pochissimi, perché ormai è un po' come spesso e volentieri vi diciamo nella trasmissione del venerdì, quella che io faccio con Federico Lo Sparacazzate e con Antonio Fellone, dove si parla appunto di lavoratori in divisa, in particolar modo degli agenti della polizia penitenziaria. Una volta appunto in Italia nelle galere ci stavano l'80% di italiani, e un po' come anche nei mercati. Fra gli ambulanti milanesi c'era l'80% erano italiani, gli altri erano un po' di stranieri. Così. Adesso invece si è invertita la questione. Allora, dato che la maggior parte di queste persone, dei nuovi arrivi, dei nuovi lavoratori che appunto noi abbiamo accolto nel nostro paese, a cui appunto oltre che le case gli abbiamo dato anche il lavoro, ormai loro appunto il più delle volte se ne fottono del voto, non votano proprio, se ne fottono e perciò appunto in pratica non si riscontra più interesse da parte della politica. Fermo restando che io spesso e volentieri l'ho già detto da questa mia trasmissione, signori, quelli che sono arrivati oggi e che fanno ancora tanti figli, mettono al mondo ancora tanti figli, capace che oggi le prime o le seconde generazioni non votano, ma poi quelli che arrivano dopo, quelli voteranno anche, per cui secondo me, questo è un suggerimento che io lancio alla politica, appunto dovete fare attenzione, dovete dare attenzione a queste persone, anche perché in Italia basta che il politico, che la politica dia attenzione alla gente, dia attenzione anche ai problemi, anche senza risolverli, già riscuote successo. Cioè non tutte le cose di cui un politico si interessa si possono risolvere, no? Però appunto almeno dargli attenzione. E invece oggi che succede? Tutti quanti danno attenzione solamente a chi? Alle grosse lobby, ai grossi gruppi economici, ai grossi gruppi commerciali. Grossi gruppi commerciali mi riferisco ad esempio alla GDO, la grossa distribuzione, e degli altri invece non gliene fotte niente a nessuno. Io questa mattina mi sono recato all'ospedale di Niguarda a fare dei prelievi per dei controlli e mi sono fatto tutto il Naviglio della Martesana, che è una passeggiata bellissima che si fa sia a piedi che anche in bicicletta. Sono arrivato all'altezza di via Ferrante a Porti, quella via che sta praticamente fra viale Monza e Greco, e praticamente, anzi no, fra viale Monza e la stazione centrale. Sul lato sinistro, a sinistra del Naviglio della Martesana, ho visto appunto sotto un ponte, ho contato ben 7 giacigli, 7 sacchi a pelo sotto cui dormivano appunto persone senza casa. Superato questo sottopassaggio, ho buttato l'occhio a sinistra sull'inizio di via Ferrante a Porti, dove c'era il centro d'accoglienza del famoso fratello Ettore, che ormai non è più di questa terra, è tornato alla casa del padre, però appunto quello che lui aveva creato continua ancora, e ho visto una marea di tendine canadesi, di giacigli fatti con scatole di cartone, cose varie, di tanta altra gente accampata lì. Li ho visti appunto quando sono passato all'alba delle 7:30 e quando sono ripassato all'alba delle 9 del mattino, perché ho rifatto la stessa strada al contrario, li ho rivisti ancora lì e da lì questi non si spostavano
perché quella è diventata casa loro e c'hanno sia la camera da letto che anche la sala da pranzo. La sala da pranzo è quello che appunto quotidianamente ricevono appunto da i volontari di questo centro d'accoglienza appunto che il fratello Ettore aveva creato, e quelli stavano lì ad aspettare l'ora per poter prendere e andare a ritirare il loro sacchetto con la loro scorta alimentare quotidiana. Ecco, io penso che la politica, visto che comunque sia il sindaco Sala, il sindaco Beppe Sala di Milano, secondo me a queste persone non gli dà tanta attenzione, perché leggevo da un'altra parte oggi, non mi ricordo più su dove, che il sindaco Sala era l'uomo giusto. Ah, sai, non mi sono ricordato, l'ha detto Franco Alfonso, che è stato ai tempi della Prima Repubblica, era stato il presidente dell'Associazione Invalidi Civili, poi era diventato un assessore del comune di Milano, mi sembra che fosse già ai tempi cioè di Agnasi, eppure di quello che c'è di Tognoli, insomma. Praticamente lui ora è diventato l'assessore appunto e fa parte di un circolo che mo mi sfugge il nome. Praticamente ecco, questo appunto ha detto che l'ha detto lui è un assessore della giunta comunale di Beppe Sala, ha detto che Beppe Sala era il sindaco adatto, l'uomo adatto per gestire la questione dell'Expo a Milano, e poi tutte le però adesso praticamente non è più, è un po' fuori posto. Ecco, io dico, non posso fare, io non posso estendere questo invito a Beppe Sala, perché penso che Beppe Sala la mia trasmissione non la segue, non gliene fotte niente delle stronzate che dico, delle cazzate che diciamo io e Federico. Però appunto ad altri politici che la mia trasmissione l'hanno sentita, l'hanno ascoltata, beh, date un occhio di attenzione e se vi riesce anche qualche sostegno, considerato che ormai la radio appunto che mi ospita da più di da quasi 25 anni, sta sotto un palazzo che è quello della Lega, che in cui ora sta al governo. Ecco, tornate a dare attenzione appunto ai nostri territori, alle nostre città, ai nostri paesi. Io ho visto l'altro giorno alla fiera di Giubeo Bei, alla fiera di Sant'Ambrogio, ho visto il solito, anzi cioè l'immancabile gazebo della Lega che stava lì appunto a fare propaganda per la Lega e che dava appunto ascolto alla gente. Ecco, dobbiamo dare più ascolto alla gente. Voi che ora siete a Roma dovete dare più ascolto alla gente, soprattutto con i fatti, perché visto che appunto voi siete al governo adesso, voi appunto avete la possibilità di prendere e stanziare importanti fondi per aiutare chi nel nostro paese fa fatica a mettere assieme la colazione col pranzo e con la cena. E penso che questo sia doveroso, visto che noi siamo nati come partito, siamo nati in questo modo, proprio attenti al territorio, attenti alle necessità del territorio e della gente che il territorio popola. Mi dice la mitica regista Natalia, che abbiamo con noi anche. Buongiorno Federico e bentornato fra di noi. Pronto? Sì, buongiorno a tutti da Radio Catanzaro Libera. Ma come non Voglio arriva? salutare alla nostra regista Natalia che si impegna sempre Natalia, per non si tenere chiama aperta. Natalia, se no si arrabbia. No, tu Natalia. Che caspita, siamo a Milano, non a Ma sai Catanzaro. perché io Natalia ce l'ho lì davanti. Natalia, Natalia, non e ce l'ho Natalia. lì. E ogni tanto devo andare a fare un corso di dizione. Una volta ero Sì, più preciso, ero più radiolibertà.org, così aiutiamo a Mimmo a prendere le medicine per l'Alzheimer, perché voglio ricordare che Mimmo lo fa tutta volontaria la trasmissione, in maniera totalmente volontaria. è tutto a braccio sua... e se qualcuno mi vede, no, ormai non si può più vedere perché prima se qualcuno mi vede che sto a mezze maniche perché fa un caldo della Madonna, pardon, un caldo della malora, insomma. Ecco, con la sua lauta pensione Mimmo non si può permettere i farmaci per l'Alzheimer, quindi e manco le maglie con le maniche lunghe, perché le maglie con le maniche lunghe costano più care assai. Ecco, tra l'altro, pensate un po' a livello di depauperamento del povero Mimmo Magnetta. Allora, se voi andate su Radio Padania, radiolibertà.org, c'è il tasto donare, donate e ci aiutate ad andare avanti. Voglio rammentare a tutti che a causa della spilorceria di qualcuno abbiamo dovuto
svendere il nostro canale del digitale terrestre, dicono alcuni. E quindi non ci ascolta quasi più nessuno. No, vabbè. Una volta per esempio c'era la Mariuccio che mi ascoltava dal Canton Ticino, c'è quell'altra signora che mi ascoltava da San Fedele d'Intelvi, e ogni tanto qualche telefonata da loro arrivava. No, ce l'ascoltavano anche da Profondo Sud, Mimmo. Ci chiamavano spesso dalla Calabria, dalla Campania. Ci chiamava pure quell'altro che stava lì, cos'era, le Baleari, che ci chiamava sempre. Sì. Ora invece tutta questa gente è sparita. Noi speriamo che siano tutti vivi, sani e vegeti, però ovviamente siamo spariti noi dalle vite di tantissimi ascoltatori, perché i mezzi per andare avanti sono sempre di meno. Quindi così è. Io oggi per esempio avevo letto qualcosa, a me mi arriva una rassegna stampa ogni giorno grazie a un amico sul telefonino, però io faccio fatica a leggere, e sono andato a comprarmi il giornale all'edicola, il giornale cartaceo, e ho buttato via ben 2 euro per comprare il quotidiano nazionale Il Giorno, perché avevo letto una notizia a pagina 3 che appunto dice perché il no belga è così significativo. Si riferisce appunto ai soldi, vabbè, leggo tutto, insomma il Belgio è il paese più riluttante nell'utilizzare gli asset russi. Nello Stato sede di Euroclear sono detenuti circa 185 dei 210 miliardi di beni russi immobilizzati nell'Unione, no? Cioè praticamente sono 20... ma in pratica, Mimmo, il guai, cioè la cosa che è preoccupante, che voglio ringraziare Marco Travaglio, perché uno dei pochi giornalisti che lo spiega. Ho comparato anche il Fatto Quotidiano oggi, ho comparato anche tu quello. Puoi avercela a morte con la Russia, con chi per lui, e puoi anche trattare in maniera diversa Israele e la Russia. Voglio ricordare che Israele pure ha fatto una guerra, insomma, di aggressione a Gaza. È vero che c'è stato un attentato prima, anche la Russia può dire lo stesso con i russofoni del Donbass, attenzione. Però tutto cambia perché c'è una propaganda occidentale che dice che Israele è un nostro alleato, mentre la Russia è un nostro nemico, quindi quello che fa la Russia, seppur inferiore di decine di volte come intensità rispetto a quello che ha fatto Israele, è sbagliato, mentre Israele fa sempre le cose giuste, e così sia, per carità. Tuttavia tu ce la puoi avere a morte con uno, ma non lo puoi espropriare. L'Unione Europea, cioè la nomenclatura europea, questo ente fallimentare che persino il nostro migliore alleato dice: ragazzi, svegliatevi perché di questo passo fate una brutta fine. Noi lo diciamo da 15-20 anni, dalle onde di questa radio, ce ne vorranno forse altri 25-30 anni perché qua la notizia arrivi a Bruxelles. Non ce la fanno più ad andare avanti. Però siccome vogliono l'unico modo per salvare il loro posto, la loro cadrega a Bruxelles, è far sì che la guerra in Ucraina vada avanti, cosa hanno detto? Espropriamo la Russia e i russi di tutti i loro beni che hanno nell'Unione Europea, espropriamo, attenzione, e diamoglieli tutti all'Ucraina. Ovviamente non direttamente, ma gli diamo impegno in banca e con quelle cose là finanziamo la guerra affinché vada avanti per almeno altri 2 anni. Questa è una cosa, cari amici a casa, totalmente illegale, perché la Russia può appellarsi a un tribunale internazionale. Voglio ricordare che l'Occidente nel mondo è minoranza, la maggioranza del mondo non è più Occidente, e il Tribunale internazionale, l'arbitro internazionale, potrebbe a sua volta sequestrare tutti i beni dei paesi dell'Unione Europea che hanno fatto questa cagata, soprattutto quelli del Belgio, perché in questo caso sarebbe il Belgio a pagare per tutti. Quindi sia il Belgio sia la Francia di Macron, che è molto antirusso ultimamente, si rifiutano entrambi, la Francia solo per la sua quota, attenzione, però con la quota dei beni sequestrati in Italia va benissimo, perché tanto sono quei scemi di italiani che pagano. E il Belgio dice: ragazzi, se io faccio una cosa del genere che è totalmente illegale, persino la Banca Centrale Europea ha detto: ragazzi, io la garanzia su una cosa del genere non lo farò mai, perché è una cosa totalmente illegale, capito? Vogliono espropriare i beni dei cittadini russi e della Federazione Russa e delle aziende russe per finanziare una guerra. Ti posso chiedere una cosa, Federico? Tu sei il mio non esiste, questo è il comunismo. Federico, questo è il comunismo, ragazzi. Il comunismo è qua in Europa, non è più Unione Europea. Nemmeno l'Unione Sovietica hanno fatto quello che vogliono fare questi idioti. Federico, ti posso fare una domanda, visto che tu sei il mio consulente su tante questioni, no? Sei quello che mi ha fatto prendere anche il bonus per la dentiera, no?
tu sei diventato esperto in tante magagne, in tante leggi e cose varie. Io appunto mi sono un po' dimenticato tante cose, ormai l'Alzheimer mi sta veramente aggredendo, faccio fatica a ricordare quello che avevo pensato 5 secondi prima. Ma il Belgio, tu a livello di geografia stai bene, più o meno, no? Sì, sì, il Belgio è un regno, cioè il Sì, resto dico, siamo... ma il Belgio quanto è distante dalla Russia? Cioè, potrebbe essere saranno... invaso il Belgio L'invaso dalla non ha Russia? bisogno, no, ma la Russia non ha bisogno di fare questo, perché esiste una legalità internazionale. E voglio ricordare che una volta che l'Unione Europea confisca i beni, oppure ci mette un'ipoteca sopra, di fatto confiscando i beni ai cittadini, alle imprese, alla Federazione Russa, nessun paese al mondo al di fuori dell'Unione Europea verrà a investire, perché se tu da un momento all'altro, cioè quello che hai fatto la Russia, puoi farlo alla Cina, all'Arabia, agli Emirati Arabi, Sì, ma anche agli Stati Uniti. Il Belgio e l'Olanda sono due stati differenti, giusto? Sì, sì, Per sì, l'Olanda è nell'Olanda che questa è una appunto domanda idiota. Berlusconi, no, è anche Berlusconi che per ultimo ci ha trasferito Sì, le ma sedi. quello è Unione Europea, Mimmo. Il problema è che l'economia esige certezza e Stato di diritto. Ok? Se tu inizi a confiscare i beni di uno Stato che per quanto ti sta antipatico e tu ci stai in guerra, gli confischi i beni e i soldi, cioè tutte le proprietà, non solo dello Stato, ma anche dei suoi cittadini che hanno investito i loro beni o che hanno i loro beni nei tuoi paesi, nessuno verrà mai più a investire. Qua voglio ricordare che gli arabi, gli Stati Uniti, I paesi anche del russi Sud America anche, vengono a investire laute cifre qua. Cioè si rischia davvero un crollo economico se questi idioti a Bruxelles continuano ad andare avanti. Ma vediamo che ci hanno già provato con Federico l'industria lo dell'automobile. sparacazzate. Io come faccio che ho deciso di vendere il mio trullo all'Albero Bello e pensavo di venderlo appunto al miglior offerente, ma fare un'asta internazionale. Se succede questa cosa qua non ho più Nessuno speranze. verrà più mimo, certo, certo. No, ma questi sono proprio degli idioti. A cominciare dalla signora Callas, che è davvero un personaggio incommentabile, di un'ignoranza impressionante, che quando parla si mettono a ridere in tutto il mondo. La verità Trump l'ha detta oggi, ha detto l'Ucraina ha perso la guerra. Noi vogliamo solamente salvare il salvabile in Ucraina. Se va avanti così, dilagheranno e chi pagherà tutto questo saremo noi. Cioè, tra virgolette, Trump è più europeista degli europei. Davvero ci vuole salvare il popò Forse è dietro. più Ma a Bruxelles abbiamo intelligente. una classe dirigente talmente criminale e ignorante che vanno continuamente avanti. Abbiamo visto con le direttive green, con l'auto elettrica e anche con questa cazzata qua. La guerra purtroppo è persa. Conviene A trattare. pagina 2 del giorno di oggi c'è appunto l'Ucraina, l'Europa fa quadrato e praticamente poi stringi, infatti, cioè tutto questo articolo che hanno fatto è finito appunto a dire che l'Italia deve cacciare fuori 25 miliardi per sostenere la guerra dell'Ucraina. Cioè questi 25 miliardi che praticamente sono la differenza di quei 210 miliardi di beni russi che sono immobilizzati nell'Unione Europea e appunto in Belgio in particolar modo. Cioè, alla fine noi diventiamo sempre quelli che devono essere spremuti, diventiamo sempre i soliti minchioni a cui devono essere... No, ma è ovvio che nessun paese europeo vuole tirare fuori i soldi, per questo che si sono inventati di espropriare la Russia e i cittadini russi dei loro beni. È una cosa che comunque anche loro sanno che è illegale, che potrebbe provocare un crollo economico senza precedenti nell'Unione Europea. Tra l'altro, per continuare a fare la guerra in Europa, l'Unione Europea ha chiesto a tutti gli stati dell'Unione Europea di rimettere il servizio militare obbligatorio. Si sta cominciando dalla Germania, però cari amici a casa vi dico che anche qua in Italia se ne parla. Non può esistere la leva volontaria, come dice Crosetto, perché leva vuol dire obbligo. Anche in Germania hanno detto no, è volontario, però se non raggiungiamo il numero che è annuale di reclute che ci servono, chiameremo con l'estrazione, le persone estrarranno come facevano gli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, dei giorni e un mese, e tutti i cittadini maschi di quel giorno e del mese dovranno andare a fare il servizio militare. Questo vi lasci immaginare cosa, cioè questo è davvero l'ultimo respiro, l'ultima esalazione di una classe dirigente incapace che ha capito che il mondo si è svegliato, i cittadini dei paesi dell'Unione Europea si sono svegliati, l'Unione Europea così come è dannosa, sta devastando non solo l'Italia ma tutti i paesi europei, e quindi loro cosa fanno? Se vogliono inventarsi a tutti i costi una guerra
per stare in sella ben incollati con le terga nelle loro poltrone. E non lo dico solo io, lo stanno scrivendo analisti politici, indipendenti ovviamente, e giornali mainstream sempre di più. Federico, però, voglio ricordare, se l'Europa ha un sistema economico è grazie agli acquisti che fanno gli Stati Uniti. È brutto da dire, sì, sono il nostro primo cliente. La Cina ci vende solo cose, gli americani ce le comprano. Però, Federico, però appunto l'unico della politica italiana che appunto dice che non ci deve essere un soldato italiano che va a combattere la guerra di Zelensky è solamente Salvini, e c'è la Meloni che appunto in pratica sta facendo i giochi d'equilibrio per stare con i piedi in due scarpe, un piede in due scarpe, perché appunto in pratica sta a sentire le minchiate che dicono quelli dell'Unione Europea, però appunto in pratica sta anche appresso a Trump, però appunto forse il governo dovrebbe decidersi ad assumere una bella posizione netta e precisa. Sì, ricordiamo che anche il primo partito dell'opposizione, il Partito Democratico, è totalmente favorevole all'invio di armi e di soldi in continuazione, e anche allo scontro frontale con la Russia. Cioè il PD è molto più guerrafondaio e fascista in questo caso di Fratelli d'Italia. Io però ho conosciuto dei comunisti veri ancora, e ci ho avuto a che fare con dei comunisti veri l'altra sera, ero ospite con questi a una cena, e questi erano comunisti veri, loro invece erano pro Putin, insomma, perché dicevano Putin No, ma Mimmo, non è questione di essere pro Putin o pro cosa. No, tu parli del PD, ma quelli non so come, quelli sono finti, sono fasulli, quelli sono i soliti radical chic che fanno i froci col sedere degli altri. No, giusto? Quello no, senza fare cose brutte col sedere di non so chi, sicuramente il nostro, o anche cose belle, dipende dai gusti. Questi sono, capito, è il partito del sistema, il Partito Democratico, il partito del potere, e quindi loro sono sempre a favore di quello che è il potere, le banche, gli oligarchi, perché gli oligarchi esistono anche qua da noi, e che oligarchi che abbiamo. Vogliono, se fare la guerra fa bene, che ne so, alla Fiat o a una società che l'ha sostituita, in cui hanno le azioni loro, sì, se la guerra fa bene a qualche banca, ben venga, soprattutto se sono le banche che ci sono i loro uomini, perché le banche rosse esistono ancora, sono molto più di quello che voi immaginate, cari amici a casa. E questa è la cosa che deve fare. Facci un esempio, Federico, facci un esempio di banche rosse, perché così invitiamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a non servirsene. Quali sono le banche? Ti fai male. Ti fai male, meglio no. Dopo ci danno le mazzate, ci denunziano. Sì. Comunque anche la Lega è in una posizione difficile, perché abbiamo visto che per l'indipendenza che ha Matteo Salvini le inchieste si moltiplicano, o quantomeno i tentativi di far fuori la Lega si moltiplicano. Tu l'avevi citato la volta scorsa, insomma sappiamo benissimo l'Italia in che situazione è a livello giudiziario, ci sono le solite correnti che rispondono sempre a una parte politica, e se tu continui a dire che non vuoi inviare le armi ti puoi fare male a livello giudiziario, poi che ne so, anche a livello fisico. Federico, ci dobbiamo interrompere perché siamo arrivati alla metà della trasmissione. Dai, pochi secondi e poi ritorniamo in diretta. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.
e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, è sempre lo spazio più del martedì pomeriggio, è lo spazio dei professionisti imprenditori uniti che non sono morti ma sono ben vivi, e appunto ho visto la gioia negli occhi di tanti miei vecchi associati quando mi sono fatto rivedere sabato scorso alla Fiera degli Obeobè, alla Fiera di Sant'Ambrogio. Federico, ti volevo fare una domanda. Tu prima hai citato hai parlato del Fatto Quotidiano, di Travaglio. In effetti c'ho qua in mano il Fatto Quotidiano e in prima pagina: caccia grossa EU all'Eloy Civil, imprenditore col nostro passaporto, tangenti su Arminato, 2 punti, l'italiano legato a Israele. E poi parte tutta una sfilza di articoli, cioè occupa diverse pagine del Fatto Quotidiano di oggi. Veramente è una cosa imbarazzante. Io per esempio, se dovesse ripartire il piano della leva obbligatoria e dovesse ritornare appunto all'esercito bisogna vestire, mi potrei proporre appunto come fornitore di divise o di scarpe. Io ho una certa esperienza nel settore. Che dici, posso avere spazio? Si fa il bando, Mimmo, si fa il bando. Tra l'altro io quando ho fatto il militare come ancora il bando? Qua c'è scritto, in un'altra pagina c'è scritto che l'industria che va più forte in Italia è quella che ha guadagni del 100%, che è salita del 100%, fammela trovare che è così, e quella della corruzione, e ancora i bandi si fanno. Le corruzioni non hanno bisogno di bandi. No, c'è il codice degli appalti, si fa il bando, che poi il bando sia più o meno pilotato, non spetta a me dirlo, spetta alla magistratura, a pagina 8, a pagina 8 sempre e non solo quando gli fa comodo. A pagina 8, corruzione, virgola, l'unica industria col segno più 100%. Hai capito? L'indagine 2005 di Libera. La corruzione è sempre più normale e accettabile per la politica e l'impresa. Non si possono sentire queste cose, dai. Io mi indigno quando leggo queste cose qua. Che dici? Tu no? Pronto? Certo, però è il sistema, è proprio la decadenza del sistema che porta a questo. E quello che fa male è che abbiamo procure che alternano, indagano a corrente alternata. E ne abbiamo la conferma. Io vedo quello che sta succedendo con Monte dei Paschi, che finché la gestivano loro e c'era un certo Mario Draghi a fare la Banca Centrale Europea che non ha vigilato e hanno creato disastro, nessuna indagine aperta, c'è morto anche uno, un certo David Rossi, che è scivolato giù da una finestra, però tutto a posto. Poi il governo riesce non solo a salvarla, ma addirittura a far triplicare il suo valore in borsa e a fare un'operazione di sistema che conserva l'italianità di 2 banche, no? Monte dei Paschi e Mediobanca, e partono le inchieste per turbativa, aggiottaggio e altre cose. Vedi il solito Travaglio a pagina 13 del Fatto Quotidiano di oggi: verità per David Rossi è stato ucciso, la simulazione 3D esclude il suicidio dell'ex manager di MPS. Vedi, noi siamo sempre al passo, anche perché noi di queste cose ne abbiamo parlato per molto tempo. In tempi non sospetti, Ci fa piacere che ora anche i media importanti come il Fatto ne parlano, anche Mediaset ne parla, meglio ancora, le Iene. Questo signore qua non è scivolato giù dalla finestra. A quanto pare 2 persone belle corpulente l'hanno calato giù dalla finestra e poi l'hanno lasciato andare e lui è caduto, fracazzandosi insomma il cranio e tante altre ossa. Si dice calato? Si dice calato quando sì, lui no, è buttato. Calato, insomma, per minacciarlo l'hanno preso, l'hanno calato giù dalla finestra e poi l'hanno lasciato cadere. E gli saranno sfuggiti i calzini o le scarpe? Sì, no, con le mani, dalle braccia l'hanno, a quanto pare. Ma ci sono anche evidenti segni di echimosi negli avambracci e nelle braccia. Comunque l'Italia, questa è la magistratura che ci meritiamo, perché in qualsiasi altro paese insomma avrebbero fatto un'inchiesta come buon Dio comanda, e invece in Italia
questo fa capire se è necessario andare a votare il referendum, assolutamente, perché se questa è giustizia, ragazzi, siamo messi male, molto male. Sì, e dopo voglia parlare di carceri strapiene, perché appunto ultimamente ho sentito, ho visto, ho letto tanti articoli, ho sentito tante trasmissioni in televisione o alla radio dove si parla appunto di quanto le galere italiane siano piene di gente e della necessità appunto che c'è di fare un provvedimento di adottare un provvedimento di clemenza per svuotarle, no? Perché appunto in pratica Vabbè, ma di questo ne parliamo il venerdì, per favore. sì, no, è quello, no, ma stavo dicendo, però appunto in pratica ogni scusa è buona per prendere e tirare l'acqua al proprio mulino, perché poi su ogni cosa che viene fatta da una certa parte politica partono fuori le contestazioni, le manifestazioni, i cori, le belle ciao, non ci dovete stare. Per esempio mi riferisco a quell'altra tarantella, a quell'altro autogol che la sinistra si è fatta riguardo alla manifestazione più liberi, che si è svolta alla Nuvola di Fuscas a Roma, nel palazzo chiamato Nuvola. Appunto c'era questa manifestazione appunto sui più liberi, e praticamente, dato che ai soliti detentori della cultura, perché tu prima hai parlato della magistratura che detiene il potere, il vero potere in Italia è detenuto dalla magistratura, non appunto dalla politica, non dal Parlamento. Quindi siamo tutti detenuti dalla magistratura, Mimmo. Siamo sotto scacco, sì, siamo sicuramente siamo sotto scacco, insomma. E appunto qua ognuno fa quel che vuole, anzi chi ha il potere in mano non si rassegna, nonostante si sia in democrazia e ci debba essere appunto quando i cittadini lo decidono col voto i cambi, e non si rassegnano appunto a queste cose, per cui ogni cosa che viene detta da una parte appunto che non è la loro, e in questo caso specifico è quello appunto dell'attuale governo, dell'attuale maggioranza, diventa appunto un insulto alla democrazia, diventa una violenza, e hanno proprio questo sistema, e noi appunto siamo qua a subirlo, insomma. Il discredito, certo, vabbè, ma purtroppo sapevo che da una parte è anche colpa del governo, perché voglio ricordare che il sottosegretario Bignami ha decuplicato i finanziamenti alla stampa di sistema, la loro, e quindi questo secondo me non andava fatto. E forse sperava che si azzittassero di più, no? Perché in Italia dicono che tutti quanti hanno un prezzo, e ha detto, se gli diamo qualche soldo in più speriamo che si azzittano. Invece no, un par di palle, come si dice in Alta Val Brembana, vero? No, ma è sbagliato, se non sai vendere i giornali è giusto che chiudi. Cioè questi fanno i liberisti con il nostro culo, chiudete quell'azienda, chiudete l'ILVA, chiudete quell'altro, poi ci sono 20, 30, 40, 100.000 lavoratori sempre. No, bisogna fare la riforma, dovete andare in pensione più tardi, quanto è brava la Fornero, però appena toccano loro si svegliano. E no, se non sai vendere i giornali è giusto che chiudi. O siamo liberisti con tutti o non con nessuno, non che come al solito la M cade sempre in basso, sono sempre magari quegli stessi operai licenziati in cassa integrazione che devo pure pagare le tasse per finanziare i giornali di questi signori. Ora cioè, questa è una rapina vera e propria, ora basta, per me hanno sbagliato, tuttavia insomma mi auguro che la Lega faccia sentire di più la propria voce, deve farla sentire, come mi auguro che finisca questa emorragia di nostre tasse e soldi che vanno a prolungare una guerra che ha un finale che è già scritto. Mi auguro che la Lega passi dalle parole ai fatti, che non voti, si metta verso per l'invio del 12° pacchetto di armi, che è segreto, perché non possiamo nemmeno sapere cosa inviamo con i nostri soldi in Ucraina, quali armi. Sappiate che però la Federazione Russa lo sa benissimo quello che l'Italia invia in Ucraina, quindi vorremmo saperlo anche noi, visto che sono soldi nostri. È un nostro diritto. Anche perché comunque Putin ha detto che se l'Europa esagera troppo, lui appunto può usare quelle che sono certe metodologie per difendere il suo paese, insomma. Vagli a dare torto. Questi pensano di giocare col fuoco e di non scottarsi le dita.
Ma basta poco. Il problema è che anche gli Stati Uniti sono stancati. Basta con una classe politica a livello europeo che è così disastrosa, basta davvero poco. Basta davvero poco. Che Dio ce ne scampi, che ti devo dire. Tu qualcos'altro ti frulla in testa? Dai, che tu di solito hai sempre novità, ormai sei diventato No, niente, Mimmo, guarda, niente di particolare qua, oltre che rimanere allibito a sentire certe cose, non si va avanti. Oddio, mi ha stupito, ho letto un'intervista di Sala che vuole fare il partito di centro con Renzi per prendere il 10%, mentre Milano va, insomma, vediamo come va. A scatafascio va a Milano, perché sì, appunto sì. io nei miei giri che ho fatto in questi giorni, più che sentire lamenti appunto della gente semplice, perché appunto qua del sistema di Sala sono contenti solamente i grossi gruppi economici, quelli che sono non ricchi ma di più, tutti gli altri invece sono tutti quanti incazzati persi, insomma. Sì, però intanto questo vince sempre le elezioni, quindi qualcosa sotto di buono per qualcuno di forte l'avrà fatto di sicuro. E basta, sono felice che insomma pensi al suo futuro. Poi ho letto un'altra intervista una ricostruzione vomitevole sulla Stampa, che ci sono i rampoli di una famiglia di Arcore che pensano di scendere in politica. Mi auguro che Dio ce ne scampi, però a quanto pare giornale della Stampa, Pier Silvio Berlusconi vuole scendere in campo perché deve prendere il 20% lui con Forza Italia. Ma Silvio non lo sa che se lui scende in campo la magistratura si riattiva di nuovo. Il padre quante indagini ha subito, quante perquisizioni ha subito Mediaset, e a un certo punto con Re Giorgio ancora in carica gli hanno detto o ti dimetti o se no ti facciamo diventare povero. Possono correre lo stesso rischio. 20 anni, cavoli suoi, ha in ostaggio il paese dietro le sue cose, perché questo ha fatto Berlusconi, per carità. Tuttavia rispetto ai suoi figli era splendido. Ecco, i figli non sono nemmeno un'unghia del padre, forse loro questo non lo capiscono. Lo vediamo anche nella gestione delle imprese, che comunque Berlusconi dal nulla si è fatto. Loro invece hanno avuto l'impero già bello e pronto ed ereditato. Mi auguro che quello che ho letto non sia vero, perché non ci possiamo permettere altri eventi, insomma, dietro agli interessi di una famiglia. Ecco, basta, abbiamo già pagato. Beh, anche perché ben altre famiglie ci sono state, ce le siamo portate avanti addirittura dai tempi, dai primi del Novecento, insomma. Agnelli Elka nella famiglia De Benedetti, cioè basta così. Vedi, questo è il solito liberismo all'italiana. Poi queste famiglie qua sono tutte detentrici, guardate un po', di mezzi di informazione molto influenti nel paese, e quindi questo mi fa capire che chi possiede l'informazione controlla il pensiero delle masse e anche la politica. Sì. Questo e noi appunto per questo che cerchiamo sempre di portare a conoscenza della gente quelle che sono le varie magagne. Però mi dice la mitica regista Natalia, che c'è un ascoltatore. Diamo voce agli ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Chiamo da Milano, mi chiamo Ernest. Vai Ernest, a te la parola. Ma niente, io sarei, invece di fare questo servizio di leva, ritornare a mandare le persone in pensione con i 40 anni e per la pensione sociale ai 65. E dopo sarei per il canone TV, invece di 90 euro distribuito in 10 bollette, di fare magari 50 euro e paghi solo a gennaio, se no ogni bolletta devi calcolare che hai anche la trattenuta per il canone TV. Certo. E poi sarei che la televisione è strapiena di doppioni, per esempio per il cristianesimo ci saranno 30 TV solo per ascoltare la messa, eccetera. Ecco, viene quando guardi la televisione che fai lo zapping un po' una confusione. La ringrazio, salve. Grazie Ernest da Milano. Capirai, io invece sarei proprio per abolirlo il canone, perché tu dove giri trovi sempre le stesse trasmissioni, poi sono monotematiche. Se c'è parlare solo di Garlasco, c'è da parlare solamente di
che ne so, della Orlandi o qual era l'argomento che va molto appunto di moda in questi giorni? Vabbè, Ballando sotto le stelle, oh, mazza, cioè tu... Sanremo, sulla ragione di Sanremo, Mimmo, peggio mi sento. Il problema è che è una TV pubblica che fa di tutto tranne che fare informazione indipendente, che di fatto è una specie di assumificio di persone che hanno la tessera di una certa parte. Mi dispiace, ma questo è. E noi quante volte l'abbiamo chiesto appunto durante le nostre trasmissioni, visto che la radio non va tanto bene, assumete le registe, i registi, i giornalisti di questa radio. Ma l'incapacità dei politici di centrodestra, mi dispiace, perché il PD ogni volta che va al governo assume tutti i suoi amici, il RAI, ne abbiamo le prove. E invece, capite, i suoi giornalisti non riesce a piazzarli, gli piace pagare quelli degli altri. Fa ridere quello che diciamo, ma è tutto vero purtroppo, quindi va bene così, che ti devo dire. Tanto alla fine siamo sempre noi a pagare. Certo è che purtroppo chi sta all'interno dell'amministrazione pubblica gestisce le cose dello Stato come se fossero le proprie. C'è proprio una mentalità paramafiosa, da sultanato. I cittadini lo sanno benissimo a casa, e quindi poi inizia a assumere i parenti, amici. Poi c'è un partito che insomma ha fatto la fortuna facendo queste cose qua, e quindi va bene così. Sarebbe stato bello che il centrodestra insomma avesse fatto la discontinuità, la differenza anche nella gestione della TV pubblica, invece poco è cambiato purtroppo. Beh, non è vero, è cambiato, cioè ogni 2 per 3 contestano quella poveretta che è stata nominata direttrice così alla Fenice di... Sì, ma quella non è la TV pubblica, Mimmo, quello è un teatro locale, tra l'altro. No, stiamo sbagliando. La televisione, il servizio pubblico dovrebbe essere indipendente o quantomeno riequilibrato, e questo non è. Lo vediamo, no? Basta accendere la TV, vedere. Non è Telemeloni, anzi, sarebbe bello che facesse divulgazione, informazione come si deve. E invece no, perché io vedo i telegiornali TG1, TG2, TG3 sfruttano gli stessi servizi degli inviati all'estero, stanno andando a risparmio anche loro. Cioè tu... Non è vero, Mimmo. Io sì, caro mio, hanno 3 inviati all'estero tutti. Però fanno vedere le stesse foto. Però fanno vedere le stesse foto. Magari le immagini di repertorio saranno simili, no? Non è vero. Se tu vedi il TG1 sembra una cosa, il TG2 è tutt'altra cosa, Rai News è tutt'altro ancora. Quindi tra l'altro non si riesce nemmeno a fare ordine. La Rai chiude in passivo, e indovinate chi è che ogni anno ripiana il debito? Noi. Ripiana il deficit. Tu quando parli di noi, a chi ti riferisci? A quelli che pagano le tasse? Sì. Perché tu paghi le tasse? Sì, tantissime. Poi se sei dipendente è ancora peggio. E questo è. Poi non parliamo della burocrazia tentacolare che impedisce a chi vorrebbe anche stare nella legalità con una partita IVA di intraprendere impresa liberamente. E poi ovvio che la corruzione la fa da padrona, perché se devi pagare per fare l'imprenditore. A me viene in mente, ecco, una cosa che mi ha disgustato, la storia di quel dottore romano che indirizzava i suoi pazienti per la dialisi presso delle imprese private, da cui a quanto pare riceveva dei regalini. E questo è un apprezzatissimo professionista, un luminare. Mi sento, caspita, se lo fa questo, figuriamoci tutti gli altri che combinano. E quello faceva impresa nel solito modo, comunque, perché appunto... io, ecco, l'altro giorno sono stato a tavolo con tanti medici che appunto si sono lamentati, uno in particolare perché appunto diceva, ma insomma anche Delfini, l'arcivescovo di Milano, ha parlato contro la sanità, e in particolar modo contro la sanità privata, ma la sanità privata praticamente in Lombardia sopperisce a quello che appunto sono le carenze della sanità pubblica, e lo fa appunto allo stesso prezzo, se non addirittura di meno, così diceva questo medico. In effetti noi abbiamo vagonate di pazienti che salgono a Milano per appunto farsi curare, perché appunto poi a casa loro questo servizio non ce l'hanno. Allora l'importante è che appunto il servizio venga reso ai cittadini, poi se lo fa il pubblico o il privato non importa. Certo è che appunto poi quando ci sono casi come questo, che arriva appunto a non solo pretendeva le mazzette, ma obbligava e induceva appunto tutto il sistema a girargli intorno, e questa è sempre la solita storia. Mi ritorna un po' alla mente come
la storia appunto di tante storie appunto di persone che avevano cooperative sociali che facevano i servizi che avrebbero dovuto fare le migliaia di dipendenti pubblici di aziende comunali sia a Milano che soprattutto a Roma, e che poi appunto praticamente non venivano pagati, oppure ne veniva pagato solamente uno in particolar modo, ma perché? Perché questo qualcuno poi ungeva tutte le ruote del carro. È sempre Mimmo, però anche qua è anche colpa della politica, perché finché la politica continua a lottizzare la sanità, mettendo a fare i direttori sanitari, persone con la testa invece che persone capaci, purtroppo queste cose succederanno sempre. Ecco, sarebbe bello che il governo facesse un provvedimento per evitare la lottizzazione della politica nella sanità. Sarebbe bello anche che la magistratura, ma Federico, a Siracusa, basta. Federico, però basta, sarebbe il caso che la magistratura, Federico, sarebbe il caso che la magistratura facesse il suo dovere in tutto, da Canicattì a Vipiteno, insomma, perché poi, come tu hai detto prima, ci sono alcune indagini che partono e arrivano a Dame, altre che invece proprio non vengono imboscate sotto la pigna di pratiche, di azioni giudiziarie che dovrebbero essere avviate, perché qua è tutto un cane che si morde la coda in pratica, o sbaglio? No, non è un cane che si morde la coda, però fa capire il livello di putrefazione a cui è arrivato anche il nostro paese a forza di stare in questo sistema europeo che è putrefatto a sua volta. Non è che negli altri paesi europei le cose vadano meglio, attenzione, pure in Germania e in Francia i problemi sono enormi, per le voci che mi arrivano. Tuttavia, insomma, dovremmo pensare a migliorare, quantomeno salvare delle vite con i pubblici, avere una salute migliore. Il governo dovrebbe attivarsi con delle norme adeguate. Ecco, non si fa politica sulla salute, almeno questo è quello che penso io. Poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare, purtroppo. Mi dispiace, ecco, perché poi se tu fai le stesse cose del PD, la gente poi vota l'originale. Oppure non va proprio a votare. Molti ascoltatori ci chiamano dicendo questo e in effetti anche noi ce ne accorgiamo, siamo persone comuni. Tante cose fatte, però tante cose devono essere fatte. Questo è l'ultimo anno di governo, in teoria tante cose si possono fare. Quando vogliono loro, come i decreti per mandare l'armi in Ucraina, si muovono, si sbrigano, li fanno veramente. Facessero anche tutta una serie di normative che possono andare a evitare quello che accade e a migliorare la gestione della sanità. Vabbè, Federico, visto che la nostra regista si deve produrre in uno sforzo titanico per le trasmissioni a seguire, facciamo una cosa, che noi salutiamo e così lasciamo libero lo spazio, va bene? Sì. Vuoi fare tu la chiusura? No, la chiusura la fai tu, perché si fa dalla regia, dallo studio si fa la regia, Mimmo, non... Perché tu non sei se io la maggior parte delle mie trasmissioni le ho fatte in forma ambulante, ma tu dove stai ora? Adesso sto in regia, sto nello studio, sì. Allora fallo tu, io posso salutare gli ascoltatori, ringraziarli e ovviamente ricordargli che abbiamo il sito dove poter fare le donazioni. E che sito è? Come si chiama il sito su cui fare le donazioni? Radiolibertà.net, non .org come amo dire io. C'è un pulsante con scritto dona, ci aiutate ad andare avanti, perché è dura, sappiatelo, è molto dura andare avanti in queste condizioni, soprattutto se sei una radio che dà fastidio perché affronta certi temi dicendo verità scomode o verità supposte, come diceva Caparezza. Quindi le verità supposte sono quelle che poi infilano, no, non sono quelle supposte. È un termine che può avere tanti significati, le verità supposte. Vabbè. Quindi voglio ringraziare tutti gli ascoltatori per l'ascolto, andate sul sito, aiutateci. I più fortunati possono anche venire da Carlo Bellerio, chiedere di vedere gli studi e lasciare un contributo direttamente. L'altro giorno è venuto un amico che ci ha lasciato come contributo un panettone. Anche le uova. Se avete le galline, provate le uova, perché qua c'è fame. C'è tanta fame, abbiamo un nostro amministratore che riesce poi a trasformare qualsiasi cosa in risorsa, quindi non vi fate problemi. Anche se avete appena raccolto le patate, i cetrioli, portateli in radio, noi sicuramente sappiamo cosa farne. Grazie Federico, grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori per
il paziente ascolto. Noi siamo qua e cerchiamo appunto di informare, e perciò continuate a seguire le trasmissioni di Radio Libertà e buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Spazio